morti sulla Venezia-Trieste a causa di un tamponamento tra 5 mezzi pesanti, coda di 8 km. Francesca Dri, la ragazza morta nel sonno, aveva ingerito metadone. Beppe Caccia parla di emergenza, il farmaco può finire nelle mani sbagliate. Per la prima volta tradotti in CD antichi manoscritti dimenticati di musica barocca, custoditi alla Marciana, dell'autore Domenico Scarlatti. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia. In apertura sangue sulla A4, 2 morti e 4 feriti in 2 incidenti e disagi causati da lunghe code e rallentamenti. Alle 8:15 di questa mattina sull'autostrada A4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana in direzione Venezia una bisarca ha tamponato un altro mezzo pesante, coinvolgendo nell'urto altri 4 camion fermi in coda, 2 gli autisti che hanno perso la vita. Da uno dei mezzi poi è uscito gasolio e anche parte del carico, palline di polistirolo, ed è stata chiusa la corsia di marcia. Alle 11 del mattino le code hanno raggiunto gli 8 km, anche per un secondo incidente accaduto poco dopo le 9:30 all'altezza dello svincolo di Sistiana in direzione Trieste. L'impatto è avvenuto tra 4 tir, 4 le persone ferite. E al Lido di Jesolo, in via Baffile, momenti di paura la notte scorsa, verso le 22. Un inseguimento con colpi di pistola e speronamenti degni di un film poliziesco hanno gettato nel panico i residenti della zona, che hanno assistito attoniti alle finestre dalla strada alla scena. Una banda di 4 albanesi a bordo di una Nissan Navarra, rubato il 2 novembre scorso a Caorle alla vista della polizia, si è data alla fuga. L'auto a tutta velocità ha percorso le strade secondarie che costeggiano il litorale, passando per Eraclea Mare fino a raggiungere Jesolo, e convinti di aver seminato le forze dell'ordine, gli albanesi si sono spinti fino in via Baffile e contromano vicino a Piazza Brescia. A quel punto hanno trovato ad attenderli le volanti della polizia, che erano state avvertite dai colleghi. È scattata la sfida e i 4 malviventi hanno speronato più volte le auto degli agenti di polizia per crearsi un varco, inutilmente. E nemmeno i colpi di pistola sparati in aria li hanno però fermati. Hanno deciso di scappare a piedi. Uno di loro è stato fermato, arrestato. Nell'auto c'era il bottino di un furto perpetrato in una casa di Cacottoni a Caorle. E ora la distribuzione del metadone, lo avete sentito dai titoli, non è sempre sotto il controllo dei medici e può essere letale se assunto con alcol, come è accaduto nel caso di Francesca Dri, la ragazza morta nel sonno il 19 ottobre scorso a Venezia. Lancia l'emergenza il consigliere comunale di Venezia Beppe Caccia. È stata uccisa dal metadone Francesca Dri, la 23enne veneziana morta il 19 ottobre scorso, passando dal sonno alla morte dopo una serata trascorsa a bere con un'amica, Anna Giacomin. E ora proprio quest'ultima, 30enne vicentina, sembra con problemi di droga in passato, è indagata per detenzione illecita di metadone. Con in mano gli esiti dei primi esami tossicologici, gli uomini di Marco Dorisio, capo della squadra mobile di Venezia, sarebbero risaliti a chi ha dato ad Anna la dose di metadone. Si tratterebbe di un 39enne vicentino, la cui posizione è al vaglio della procura. Francesca avrebbe assunto il metadone assieme all'alcol durante un giro di Bacari, un mix che le è stato fatale e che ha già fatto 3 vittime nel 2012. Il consigliere comunale Beppe Caccia non esita a parlare di emergenza. Il metadone, che viene distribuito dal SERT ai tossicodipendenti in sostituzione delle sostanze stupefacenti, non viene più somministrato nelle sedi competenti a causa della mancanza di personale e c'è il rischio che le dosi finiscano nelle mani sbagliate. I pusher infatti vendono di tutto, anche ai giovanissimi, i più inesperti nella ricerca dello sballo. Gli investigatori hanno ricostruito le ultime ore di vita di Francesca. Ha bevuto in alcuni locali di Rialto e San Marco, qualche spritz e vino bianco, poi alcune birre nell'abitazione dell'amica, dove sarebbe avvenuta l'assunzione del metadone. E a Venezia è in vendita anche la casa dove visse il pittore Tiziano Vecellio. Alcune agenzie l'hanno messa in vendita alla modica cifra, si fa per dire, di 13.000 euro al metro quadro, ed essendo grande 150 metri quadri, l'acquirente interessato dovrà sborsare 2 milioni di euro. È un edificio del XVI secolo, si trova nel sestiere Canareggio, 2 salotti, 3 camere da letto, un giardino. Il maestro del colore abitò per 9 lustri nell'immobile lagunare e vi morì afflitto da peste nel 1576. Non tutti gli esperti d'arte però identificano con certezza la casa come dimora vecelliana.
E intanto bilancio in rosso per il turismo in novembre. A Venezia crollano le tariffe negli alberghi veneziani, ma salgono quelli sulle montagne venete in vista dell'apertura della stagione sciistica. Prezzi degli hotel in picchiata nel mese di novembre a Venezia e in tutta Europa. La città lagunare guida il crollo delle tariffe con un meno 41% e il prezzo medio di soggiorno a notte non supera i 140 euro. Prezzi giù anche nelle città del sud d'Italia, diminuzioni invece sensibili ma più contenute a Roma, dove gli alberghi costano il 31% in meno, e a Firenze, dove il calo è pari al 28%. Complessivamente in Europa le tariffe sono scese del 13%, sono invece in aumento generalizzato i prezzi degli hotel nelle principali località sciistiche. In Italia i rialzi più consistenti riguardano Livigno, invece sulle montagne venete gli aumenti sono più modesti. A Cortina d'Ampezzo gli alberghi costano il 9% in più rispetto ad ottobre. La stagione sciistica inizierà ufficialmente il 1° dicembre e le Dolomiti offriranno 1200 km di piste in 12 zone sciistiche. Sulle montagne venete gli impianti apriranno invece durante il Ponte dell'Immacolata. Nelle 12 valli del comprensorio è stato potenziato il sistema di innevamento programmato e in particolare a Cortina l'intervento ha riguardato l'impianto del Lagazzuoi. In tutto 4.600 cannoni garantiranno l'innevamento del 93% delle piste. Molti gli investimenti sugli impianti in grado di trasportare ogni giorno 530.000 appassionati. Quest'anno ad Arabba è stata installata una seggiovia a 6 posti in zona Portavescovo. E ora andiamo a Mestre. 15 famiglie sinti residenti nel villaggio di Favaro hanno chiesto, tra le 38 che vi risiedono, di lasciare il campo e di poter accedere alla graduatoria per l'assegnazione delle case popolari. Il comune sta pensando ad un percorso di inserimento. 15 delle 38 famiglie sinti che vivono nel villaggio di Favaro chiedono di accedere alle graduatorie comunali per alloggiare in un appartamento. Continua dunque il processo di integrazione che sembrava destinato ad interrompersi con la costruzione di un villaggio chiuso. Il campo, che è sempre stato considerato provvisorio da Cafersetti, è stato al centro di una battaglia aspra tra il centro-sinistra e il partito del Carroccio, il quale continua a chiedere la chiusura del campo e maggiore attenzione per le famiglie veneziane senza casa, soprattutto dopo le decine di arresti e denunce per furti e rapine che hanno colpito i sinti dall'apertura del villaggio. L'amministrazione comunale ha sempre chiarito che a chi non avesse rispettato le regole sarebbe stato tolto il diritto di risiedere nelle casette. Intanto, durante un sopralluogo avvenuto nei giorni scorsi, sono stati trovati molti abusi edilizi, come degli ampliamenti realizzati con box in lamiera. E ora le notizie dall'area metropolitana, dalla provincia di Venezia. I carabinieri di Chioggia hanno denunciato per rapina impropria 2 giostrai di 49 e 50 anni che hanno sottratto dalla cassa di un negozio di materiali edili di Cavarzere 2.000 euro e poi sono fuggiti strattonando la proprietaria che li aveva scoperti, trasformando il furto in rapina impropria. I militari sono risaliti ai 2 attraverso la targa dell'auto con cui sono fuggiti. E ora una manciata di secondi di pubblicità, rimanete con noi, ci sono le altre notizie dall'area metropolitana. Il Noceto presenta Noce d'Oro, qualità superiore, sapore inconfondibile. Cerca il punto vendita più vicino a te su www.ilnoceto.it. E continua l'allarme per l'imminente passaggio di un carico radioattivo lungo il passante nella zona del Miranese. Ora si sa qualcosa di più sul momento esatto del transito lungo la A4. Sentiamo. Passerà entro domenica, sicuramente di notte, il carico di materiale radioattivo diretto al porto di Trieste. Solo questo si sa dopo il vertice in prefettura con i comuni interessati al tragitto sulla A4 e sul passante di Mestre. Probabilmente si verrà a conoscenza del passaggio a cose avvenute. In caso di incidente, nel Miranese è stato predisposto un piano di evacuazione nel raggio di 50 metri. Futuro incerto per la mostra nazionale dei vini di Pramaggiore. Il palazzo, sede dell'esposizione ultra sessantenne, è stato infatti messo in vendita dalla provincia di Venezia e potrebbe diventare una discoteca o una palestra. In mancanza di nuovi investimenti in loco, probabile che la mostra si sposti, forse nella vicina Portogruaro. E ci spostiamo ora nella Marca trevigiana, nuove truffe all'orizzonte ai danni degli anziani. I comuni raccomandano la massima attenzione.
Questa volta gli impostori si offrono di trasportare anziani e malati da casa verso gli ospedali. Sostengono di essere mandati dal comune e ovviamente chiedono soldi. Succede a Zenson di Piave, dove l'amministrazione invita i cittadini a non cadere nell'inganno. Un servizio di trasporto per persone bisognose è già attivo e operante. Tutto esaurito nei cimiteri di Vittorio Veneto, scattano perciò le esumazioni delle salme sepolte a terra da più di 20 anni, in totale circa un centinaio. Ormai da tempo in molti degli 8 camposanti vittoriesi non ci sono più posti disponibili e così i familiari sono costretti a scegliere il luogo di sepoltura dei defunti soltanto in base allo spazio libero. E andiamo infine in provincia di Padova, dove le abitudini energetiche si stanno rapidamente evolvendo anche negli enti pubblici. Il Consiglio Comunale di Cittadella ha approvato il piano d'azione per l'energia sostenibile, finalizzato al raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi comunitari in campo energetico e ambientale. Per prima cosa saranno sostituite tutte le vecchie lampadine a vapori di mercurio con punti luce a LED e almeno nel 70% dei casi si passerà dal gasolio al metano. Più wellness e meno fanghi sanitari, sembra questa la ricetta per rilanciare il turismo termale, almeno secondo il piano strategico triennale del territorio euganeo appena presentato ad Abano. Si punterà molto anche alla riqualificazione urbana, alle attività sul territorio e sempre più al mercato straniero, tedesco e russo in primis. E ora la scoperta della musica barocca inedita. Era celata in manoscritti antichi custoditi alla Marciana che ora sono stati trasformati in CD. Pagine dimenticate di Domenico Scarlatti tornano oggi a risuonare grazie alla Tastiera Italiana, un progetto di recupero, restauro e prima edizione discografica in collaborazione fra la Biblioteca Marciana di Venezia e la Sony Classical, con il sostegno della Banca Carige. Il CD, realizzato sugli spartiti conservati alla Marciana, è stato presentato al pubblico nell'ambito di un'intera giornata di studi con musicologi e storici della musica. Nella monumentale libreria sansoviniana un centinaio di invitati ha ascoltato in anteprima alcune sonate per clavicembalo di Domenico Scarlatti, risalenti alla metà del Settecento. A mettere le mani su questa musica pressoché inedita il talentuoso Andrea Bacchetti, enfant prodige ma anche terrible del pianoforte, memorabili le sue esibizioni in TV a fianco di Piero Chiambretti. Maestro, si tratta di musica molto impegnativa? Beh, come tutta la musica, poi in particolare quella barocca, è lunga l'assimilazione, però è piacevolissima e Scarlatti è un genio assoluto e non dà mai bidoni, cioè ogni nota che ha scritto è geniale, interessante, per cui direi che sì, è stato difficile ma nella norma, non più difficile che altre volte. Per quanto riguarda invece la sua carriera televisiva, la vedremo presto al fianco di Chiambretti? Beh, dunque, io penso di sì, però in quest'autunno pare che ci siano, insomma, la crisi abbia investito anche l'azienda Mediaset e molte delle trasmissioni che c'erano fino all'anno scorso non ci sono più, per cui può darsi che ci siano delle sorprese tra un non lontano futuro. E ora le previsioni del tempo per i prossimi 4 giorni. Tempo ancora buono, diventerà più instabile nel fine settimana. Giovedì 8 novembre, cielo in parte soleggiato, salvo velature in transito e foschie notturne, minime e massime in diminuzione, possibile qualche brinata, mare quasi calmo. Venerdì 9 novembre,
Tempo parzialmente soleggiato al mattino con progressivo aumento della nuvolosità, minime in risalita, massime stazionarie, mare quasi calmo. Sabato 10 novembre, cielo molto nuvoloso o coperto con piogge sparse di debole intensità, specie nel pomeriggio sera, valori termici in rialzo. Domenica 11 novembre, tempo perturbato con abbondanti rovesci e temporali per tutto il giorno, rinforzi di scirocco sulla costa, temperature in aumento, comprese fra i 14 e i 16 gradi. La marea di giovedì 8 novembre è sostenuta, la massima alle 6:35 80 cm, la minima a mezzanotte e 25 15 cm. Bene, con questo era proprio tutto. Grazie per averci seguito, per averci scelto e buon proseguimento, buona serata.